E qui troviamo tanti prodotti, e troviamo già il panettone, possiamo dire che respiriamo un po' di atmosfera natalizia. Allora, effettivamente l'atmosfera natalizia sì c'è, perché è quello che stiamo cercando di fare, di diciamo destagionalizzare il panettone, e non soltanto un dolce natalizio ma un dolce per tutto l'anno, perché la caratteristica di questo panettone artigianale con lievito madre e con farine pregiate, di cui veramente anche la Sicilia sta iniziando a produrre qualità non indifferente, stiamo cercando di creare un panettone per tutto l'anno. Però diciamo che la nostra mission non è soltanto il panettone, che è marginale, ma bensì la cioccolata di Modica, che conoscerete bene tutti, l'unica IGP oggi europea come cioccolato, e poi le nostre paste di mandorla o le creme spalmabili di pistacchio, cioccolato di Modica e arachidi. La vostra azienda da dove viene? Qual è la storia? La nostra azienda nasce da un piccolo panificio del 64, nel 1964, e tra un impasto e l'altro sono nato io nel 69, e oggi abbiamo un'azienda strutturata che conta su 3.000 metri di capannone, stiamo facendo linee automatiche e stiamo cercando in qualche modo di raggiungere tutti i posti più belli del mondo. Quindi ci siamo già proiettati per l'estero, stiamo partendo per Dubai, che c'è un'altra missione, siamo appena tornati da Bangkok e quindi ci auguriamo di continuare questo, perché tra l'altro sappiamo che dalle aziende locali nasce il benessere per la Sicilia. Naturalmente non può mancare il vino, anche in questo caso vino siciliano. Assolutamente no, non può mancare. La nostra azienda si trova a Mazzarra Sant'Andrea, quindi siamo in provincia di Messina. Come referenze abbiamo vini bianchi e rossi, Mamertino bianco e Mamertino rosso, Nocera in purezza, Chardonnay in purezza e il nostro metodo classico, Catarratto DOC, la novità. Voi curate tutte le fasi di produzione, dalla raccolta fino Le fasi della produzione, esatto. Dall'inizio, insomma, dalla raccolta fino alla realizzazione del prodotto. e questo è proprio il periodo di raccolta. Sì, infatti siamo presissimi in questi giorni e da lunedì si ritorna in vigna. Abbiamo visto tanti prodotti, naturalmente il vino la fa da padrone. Come sempre la Sicilia è una delle zone più importanti e rinomate per il vino da sempre. In realtà si parte da quasi 200 anni di storia per Duca di Salaparuta. Qui abbiamo alcuni prodotti, alcune bottiglie. Sì, qua abbiamo una linea che normalmente pertiene a tutta la ristorazione, per cui sono delle bottiglie che normalmente possiamo trovare nei migliori ristoranti, non solo in Italia, ma anche e soprattutto all'estero. Invece da questa parte abbiamo Corvo, è una linea invece che è più dedicata alla grande distribuzione, quindi ai supermercati, già molto presente in Sicilia, ma in quasi tutta Italia, ma ormai da diversi anni presente nella maggior parte dei paesi in Europa e non solo. Vediamo che in questi ultimi anni sono cresciuti gli appassionati. Il vino ha sicuramente sempre più estimatori, e anche e soprattutto perché ormai nella ristorazione una parte fondamentale la gioca nei sapori e anche negli abbinamenti, quello che può essere la ricchezza del patrimonio che abbiamo in Italia, è il paese in assoluto primo su tutti per quello che riguarda le varietà, abbiamo più di 500 denominazioni. La Sicilia sicuramente ne ha diverse, ne ha molte, sia sui vini bianchi, sui vini rossi e anche i rosati, ma non dimentichiamo anche il Marsala, che l'abbiamo qua rappresentato con Florio. Qui vediamo addirittura la pasta al pistacchio. Sì, esatto, è una pasta di grano al pistacchio, si cuoce al dente, è molto buona, è un'alternativa alla pasta tradizionale, si può condire tranquillamente sia con pesto di pistacchio o granella di pistacchio, ma anche con altri ingredienti tipo gamberetti, pomodorini, o andiamo lato carne con salsiccia. È molto buona, al consumatore piace molto, ma anche per i ristoranti, settore Horeca. Ci parli un po' della vostra azienda, intanto da dove arriva l'azienda e qual è la storia? Noi siamo un'azienda che è sede a Bronte, in provincia di Catania, piccolo paesino alle pendici dell'Etna, che comunque penso che bene o male un po' tutti conoscono per il famoso pistacchio di Bronte. Siamo orgogliosi di partecipare a questo festival agroalimentare a Monì. Proponiamo i nostri prodotti al pistacchio dal salato al dolce. In questa occasione, viste le prossimità del periodo natalizio, abbiamo portato il panettone con pistacchio verde di Bronte DOP.
Produciamo prodotti prettamente al pistacchio perché appunto essendo a Bronte conosciamo bene questo frutto secco e ne siamo orgogliosi. Qual è il vostro mercato di riferimento? Ci rivolgiamo principalmente ai consumatori, però siamo anche presenti in piccole botteghe, quindi un B2B a livello di enoteca, piccola bottega o un ristoratore a livello locale.